Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto "I cieli narrano la gloria di Dio", al numero 1. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della misericordia che ci consola nei nostri momenti difficili di peccatori sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa messa, di questa celebrazione, incontro con il Signore, vogliamo aprire il cuore e vogliamo lasciarci salvare da Lui, lasciarci abbracciare da Lui, perché ogni incontro con Lui è un incontro di liberazione, di pace. Allora presentiamoci davanti al Signore così come siamo, con tutte le nostre difficoltà, con i nostri problemi, con le nostre pesantezze, con le nostre mediocrità, ma lasciamoci amare dal Signore. Chiediamo perdono. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Cristo eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che innalzi la natura umana al di sopra della dignità delle origini, guarda all'ineffabile mistero del tuo amore, perché in coloro che hai rinnovato nel sacramento del battesimo siano custoditi i doni della tua grazia e della tua benedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge in Panfilia. Ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono a Antiochia, in Pisidia, e entrati nella sinagoga del giorno di sabato, sedettero.
Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate». Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni nel deserto, distrusse 7 nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri». Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali». Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno e il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada,
perché quando sarà venuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. La parola del Signore, come sempre, ci scuote, ci riempie il cuore di speranza, ci fa sentire come il Signore è un Dio che fa cose grandi, un Dio che fa cose nuove in chi si affida a Lui. E abbiamo ripetuto queste parole che per me è un invito a incominciare la giornata proprio con questo canto. Canterò in eterno l'amore del Signore. E canterò in eterno l'amore del Signore. Rimanere stupiti, estasiati, non fare mai l'abitudine dell'amore di Dio. Questo accogliere l'amore di Dio come una realtà che ti riempie il cuore, ecco, di una pienezza che nessuno può dare, una consolazione, una gioia. Canterò in eterno l'amore del Signore. C'è un altro versetto che dice: mia forza e mio canto è il Signore. Ecco, perché dobbiamo cantare in eterno l'amore del Signore? Perché tu sei mio Padre, perché tu sei il mio Dio, perché tu sei roccia. Ecco, noi iniziamo questa giornata proprio provocati, sollecitati dalla parola del Signore, che è sempre questo invito ad accogliere, a fare esperienza di questa gratuità, di una fedeltà di Dio che mai verrà meno, mai. Anche San Paolo nella sua prima predicazione ci ha fatto capire che la fede nostra non è una filosofia, non è un discorso astratto la nostra fede, non è una morale, ma la fede nostra è una storia, e San Paolo nel suo primo discorso missionario non ha fatto altro che raccontare ciò che il Signore ha fatto nella storia, fino al punto, ecco, di giungere davanti a Giovanni Battista, il quale disse: io non sono degno, Signore, di essere amato da te, non sono degno di essere accolto da te, non sono degno neanche di slacciare i sandali. Ecco, trovarsi davanti a questo mistero ineffabile, di un Dio che non si stanca mai di volerci bene, è qui che sta la nostra forza. Cioè sapere che noi possiamo sempre contare su questa fedeltà, su questo amore, e che non verrà mai meno. Perché Gesù Cristo? Perché ci nasce questa certezza? Perché Gesù Cristo ci ha amati, ma fino in fondo ci ha amati, e ha lavato i nostri peccati nel suo sangue. Vedete, quando noi ascoltiamo la parola del Signore, queste parole ci sfuggono, ma noi dobbiamo fermarci, dobbiamo invocare lo Spirito perché queste parole possano entrare sempre di più e riempirci di emozioni, di gioia, di certezza di un Dio che veramente col suo amore ci ha sorpresi e ci riempie il cuore, ecco, di una gioia che non viene meno. E abbiamo sentito il brano del Vangelo di Giovanni: dopo che ebbe lavato i piedi
ai discepoli Gesù disse: in verità vi dico, siate piccoli. Vedete, noi siamo troppo ricchi di noi, siamo troppo pieni, siamo sempre sicuri. Nelle famiglie ci sono tante di quelle tensioni, fratelli che non si guardano perché nessuno vuole abbassarsi, perché nessuno vuole lavare i piedi all'altro, perché io non ho mai sbagliato, perché è lui che deve venire da me a chiedere perdono, io non posso abbassarmi. E noi abbiamo un Dio, Gesù, che ci ha dato un esempio straordinario. Dopo che ebbe lavato i piedi, Gesù disse: fatevi anche voi piccoli, abbassatevi. Se io che sono un maestro, io che sono il Signore, mi sono abbassato, fatelo anche voi. Non abbiate paura. La vera grandezza non sta nell'innalzarsi con Dio, ma nell'abbassarsi. E più ti abbassi e più diventi grande. Con Dio bisogna cambiare modo di ragionare. Il mondo ti dice: fatti valere. Il mondo ti dice: non abbassarti. Mostra la tua grinta, serviti degli altri, schiaccia gli altri pur di realizzare i tuoi progetti. Pensa a te stesso, chi pensa per sé pensa per tre. Questa è la logica del mondo. Ma il Signore invece ci dice che la vera grandezza sta con Lui, nell'abbassarsi. E poi il Signore ci dice di accogliere. Chi accoglie colui che io manderò, accoglie. Gesù chiede di essere accolto nei Suoi sacerdoti, nella Chiesa, di avere questa umiltà, di non imporci, di non voler pretendere di fare da soli. Il Signore chiede di essere accolto nei Suoi discepoli, nella Sua parola, chiede di essere accolto nei sacramenti, quando andiamo a confessarci è Lui che accogliamo, nel sacerdote che è lì presente. Gesù diceva a Faustina: sono io che assolvo, Faustina, quando uno viene a confessarsi, sono io che tolgo i peccati, sono io lì presente, sono io che divento pane, carne santa, che dà la vita eterna. Allora, ecco, avere quella fede di saper vedere sempre il Signore, accogliere sempre il Signore. Gesù un giorno a Santa Teresa d'Avila le disse: sappi, o Teresa, che per un ti amo detto da te, mi fai così felice che io rifarei di nuovo il mondo. Pensate, Gesù vuole essere accolto con questa fede. Signore, io ti accolgo, ti voglio bene, ti amo. E Dio, attraverso questa nostra fede, questo nostro amore, è disposto a ricreare il mondo. Pensate che bello. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. L'aconito Dio, sì, sì. Benedetto sei tu, Signore Dio. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo dono. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te.
perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto il Signore. Uomini pentiti, accordici, Signore, ti seguito il nostro sacrificio che oggi si compie. Lavami, Signore, da iniquità. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore. Soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto del cielo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto del cielo. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la risata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Annalisa, di Francesco e Marianna, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli,
il nostro santo Leopoldo, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Diciamo durante il giorno, Signore, ti voglio bene, anche se sono un peccatore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compi la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpo di Cristo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore.
Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Chiediamo attraverso l'intercessione di San Leopoldo che possiamo vivere oggi proprio con questo stile di vita, di piccolezza, di servizio, come ci ha insegnato il Signore, e di poter anche noi balbettare, poter dire: Signore, tu sai che ti voglio bene, anche se ti ho rinnegato, tradito, come ha fatto Pietro, ma per il Signore so che il tuo amore è più grande del mio. Il Signore sia con voi. E per intercessione di San Leopoldo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Plenitude, un'estate di vantaggi non è più solo un'idea, ma è l'offerta Fixa Summer, che ti dà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per i primi 3 mesi. Passa a Plenitude entro il 25 maggio per ottenerla. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Che cosa accadrà nella giornata di giovedì? Arriva una perturbazione sul nord Italia, però la solita instabilità che si accenderà come sempre nel pomeriggio, quindi risveglio con cielo sereno. Vedete sull'Emilia Romagna il sole splenderà, già molte nuvole sulle prealpi venete, su zone montuose del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso. Nel pomeriggio ancora sole tra la pianura del Veneto, le pianure dell'Emilia Romagna, delle nuvole con qualche acquazzone sui rilievi dell'Emilia, quindi rilievi appenninici.